Il tema della sicurezza torna al centro del dibattito a Pordenone, dopo che la provincia è stata indicata come la più sicura del Friuli Venezia Giulia, un risultato accolto con soddisfazione dal sindaco Alessandro Basso, che ai nostri microfoni ha affermato come Pordenone sia una città dove si può camminare per strada, con un buon livello di benessere e tranquillità, pur ribadendo la volontà di continuare a migliorare. Diverso invece il punto di vista dell'opposizione, che ha parlato di un degrado crescente, con episodi di microcriminalità e una percezione di insicurezza in aumento tra i cittadini. Oggi così abbiamo chiesto direttamente a loro come vivono la città e se si sentono davvero al sicuro a Pordenone. No, diciamo che alla sera io devo attraversare il ponte cosiddetto di Adamo ed Eva, perché abito dall'altra parte della città e quindi sinceramente ho un po' di timore, quindi se devo venire in centro a una certa ora vengo con la macchina, perché purtroppo succedono molte risse in città, succedono cose che noi, indipendentemente dal nostro comportamento, a volte ci troviamo coinvolti, quindi io per sicurezza vengo con la macchina, quindi questo significa in breve che non sono così sicura. Per me è sicura, per me è sicura. Poi ci sono le eccezioni, poi ci sono le teste calde, poi ci sono, però è sicura. Un po' di sicurezza c'è, è normale, ma tante volte è un'insicurezza, come si potrebbe dire, un po' esagerata. Posso anche capire le persone magari di una certa età che possono avere delle difficoltà, anche mi è capitato, non so se può essere anche al cimitero, dopo una certa ora, non essendoci più i custodi oppure sono in altre zone, mia madre si è sentita un po' in difficoltà, però io sinceramente no, forse perché non esco tanto qui a Pordenone di sera. Ecco. La percezione che si sente è che è una città sicura, anche se incominciano ad esserci anche qui delle criticità, perché sono successi degli episodi che incominciano a far preoccupare. Insomma. Non vedo questo pericolo, ecco. Rispetto ad altre città e comunque si può ritenere che sia una città ancora sicura, insomma. Sicuramente è cambiata la tipologia di persone che sono venute a abitare qui e quindi a mali estremi rimedi. Giusto? Secondo il mio punto di vista. La popolazione è cambiata, non siamo più tutti autoctoni. E con questo voglio dire che diverse tipologie di persone possono avere diversi comportamenti e a questo ci deve essere un rimedio.